Interrogativi invece ancora aperti per il Movimento 5 Stelle, che oggi si appresta a ricevere Beppe Grillo, atteso questa sera a Udine con il suo spettacolo dal titolo Fake. Antonio Di Bartolomeo. Qualche indicazione in più potrebbe emergere questa sera quando alcuni esponenti locali incontreranno il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, impegnato nel suo tour Fake al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ma per il momento rimangono ancora ignoti i tempi di selezione dei candidati alle elezioni regionali e politiche del prossimo anno. La decisione sulle regole e sul quando spetta allo staff nazionale del movimento, ma le indicazioni arrivate finora lasciano immaginare che nel giro di 2 o 3 settimane si svolgeranno le cosiddette regionali, come spiega il consigliere Andrea Ussai. Noi pensiamo prima dei candidati al programma. Nei prossimi giorni renderemo pubblico online quello che è la prima bozza di programma, che sarà aperto anche a altri contributi da parte dei cittadini, e entro fine dicembre faremo una votazione sulla nostra piattaforma Rousseau per definire il candidato presidente e anche tutti i candidati consiglieri per le diverse circoscrizioni. Chi tra i candidati che hanno dato la disponibilità a correre da aspirante presidente riceverà più consensi avrà il suo nome scritto sulla scheda. Decisione non semplice. Il candidato presidente, che arriverà terzo nella contesa, rimarrà infatti fuori dal Consiglio, come accaduto 5 anni fa a Saverio Galluccio, anche se la speranza pentastellata è di migliorare quel risultato. Tuttavia i nomi per la presidenza non mancano, a sentire Ussai. Ce ne sono diversi, io non voglio anticipare adesso i nomi, io spero che ce ne siano diversi, sicuramente ci sarà anche qualcuno di noi 5 che adesso siamo seduti in Consiglio regionale. Per conoscere i candidati di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle bisognerà probabilmente aspettare ancora un po', le parlamentari potrebbero svolgersi in gennaio.